Gli esempi altrove si sprecano. Uno su tutti è il Salento, terra che ha saputo votarsi la produzione cinematografica venendo ripagata dalla realizzazione di decine di film, di cassetta o meno, che hanno avuto positive ricadute sull'economia del territorio. Il turismo in particolare ne ha avuto grandi benefici ed è un po' quanto in Veneto si cerca di fare da tempo. Cosa manca al Veneto per avere la fortuna, che è una fortuna che ha per esempio il Salento? Manca tutto, nel senso che manca la Film Commission. La Film Commission è una struttura che deve essere autonoma, fuori dalla regione, fuori dalle associazioni, deve vivere da sola e gestita da professionisti che si occupano solo di questo. Questo è fondamentale, ovviamente ci vogliono dei fondi, ma fondi che nel Veneto si possono, a mio modo di vedere, recuperare con una certa facilità. La cosa più difficile è trovare le persone giuste in gamba che se ne occupino e che siano in grado di scegliere progetti, lavori che ha senso produrre in questo territorio, quindi che abbiano un mercato italiano forte, ma soprattutto un mercato estero importante. Presidente, il Veneto reclama un ruolo importante appunto nel poter creare film. È difficile? Ma il Veneto reclamare è una parola difficile, il Veneto è in condizioni di farlo e mi risulta che qualcosa stia succedendo. Nel corso degli ultimi anni sono aumentati i film prodotti in Veneto. Si tratta di verificare bene il fenomeno, di raccogliere le forze e di proseguire. Ma come dire, gli esempi ci sono stati, gli esempi ci sono e non vedo perché non si possa continuare sulla stessa strada. Voci contrastanti, come si chiede a un buon dibattito, sono emerse durante una delle tavole rotonde che la Regione Veneto ha organizzato anche quest'anno alla Mostra del Cinema del Lido presso l'Hotel Excelsior. Abbiamo voluto fortemente essere presenti all'interno della Mostra Internazionale del Cinema per rappresentare come il Veneto voglia in sinergia con l'impresa portare avanti un'incentivazione sempre più forte delle realizzazioni cinematografiche e televisive all'interno della Regione Veneto. Questo come veicolo di promozione e di sviluppo di tutta quella che è l'offerta che il Veneto può dare. Fondi ci sono? Si possono trovare? Assolutamente, i fondi sono qualcosa di risicato oggi nelle situazioni di bilancio in cui si trovano tutti gli enti locali e quindi bisogna sviluppare delle idee e dei progetti mirati che siano progetti capaci di dare uno sviluppo ulteriore e di portare delle ricadute importanti. Questo non vuol dire che non si possa fare più nulla, ma bisogna concentrare le poche risorse esistenti in progetti importanti ed intelligenti. Le idee sono la cosa fondamentale e penso che in questo il Veneto abbia sempre dimostrato grandi capacità. No, non manca niente, manca una volontà politica di fare una cosa forte e a quel punto potremo essere più forti anche della Puglia o di altre regioni che così bene fanno. La Regione Veneto ha avviato un rapporto proficuo con un centinaio di aziende, ma in un modo legato più al mecenatismo, da trasformare in vero investimento di business, come in quei paesi dove gli esempi positivi vengono esaltati, spiega il grande attore Giancarlo Giannini. E in America, diceva, funziona meglio la questione? In America è tutto un altro sistema. In America, ho detto, sono giovanissimi, hanno 200 anni di vita, noi abbiamo dietro la cultura, le cose, noi siamo più indecisi, siamo più bravi come fantasia, ma loro ci battono perché sono più infantili. Il cinema è una favola e sul cinema ci battono e noi abbiamo insegnato loro a farlo. Quando io incontrai Spielberg che faceva E.T., che si parlava di certe cose e diceva: Madonna che bella fantasia, ma che dici? Io ho sostituito le scope di De Sica con le biciclette, hai capito? Ecco, pensiamoci a questa cosa.